Ciao amici, oggi cucino io. Con questo bellissimo calamaretto vi faccio una ricetta buonissima, calamari alla messinese. Vi somiglia un pochino, vero? Ragazzi, gli ingredienti sono semplici e belli freschi. Qui abbiamo i nostri calamaretti. Li abbiamo puliti per bene all'interno, togliendo la testa, gli occhietti. Abbiamo tolto anche quella spina trasparente che è la sua spina centrale. E abbiamo cercato di spellarli il più possibile, rendendoli belli bianchi. Qui abbiamo della salsa di pomodoro, abbiamo un ciuffetto di prezzemolo, 2 spicchi d'aglio, peperoncino, olio, sale e un bicchiere di vino bianco. Iniziamo col tagliare i calamari. I calamari li tagliamo in piccole strisce. Anche i loro ciuffetti. Siamo qua ai fornelli, mettiamo un tegame sul fuoco, un fondo di olio extravergine d'oliva e accendiamo il fuoco. L'aglio lo puliamo e lo schiacciamo con la mano e lo mettiamo all'interno, lo facciamo soffriggere. Bene, adesso mettiamo un po' di peperoncino, spezzettato anche con le mani va benissimo, il nostro prezzemolo, passiamo la fiamma e facciamo soffriggere. A questo punto ci mettiamo i nostri calamaretti, fuoco al minimo. L'aglio possiamo anche toglierlo volendo, così non ci dà fastidio. Vedete, i calamari si ritirano in un attimo. Ecco qua, vedete? Semplice, veloce. Questa ricettina è una meraviglia. Guardate che belli, belli freschi, mi raccomando, deve essere freschissimo il pesce. Quando il pesce è fresco non ha bisogno di molti condimenti. Alziamo un po' la fiamma così almeno si ritira bene il pesce. A questo punto andiamo a sfumare con il nostro vino bianco. Sulla fiamma, su, così l'alcol evapora e rimane il sapore del buon vino. Che profumo! Buonissima questa ricetta. Adesso gli aggiungiamo il pomodoro. Correggiamo con un po' di sale. E assaggiamo. Una meraviglia. Ora abbassiamo la fiamma al minimo. Mescoliamo. E copriamo. Tempo di cottura 45 minuti al minimo ed è tutto pronto. Dopo 45 minuti questo è il risultato. Mi raccomando, controllate la cottura e assaggiate. Adesso impiattiamo. Una fogliolina di prezzemolo. Questo è il piatto di Leonardo. Spettacolo, buon appetito!